Ciao dal Muffa. Oggi vi parlo della differenza tra maschi e femmine. Ovviamente parlerò di farfalle, anche se ormai avete capito che le farfalle e anche gli altri animali ci possono insegnare molto anche riguardo la nostra specie. In effetti anche negli umani i maschi sono diversi dalle femmine. Ma partiamo dalle farfalle. Nelle farfalle spesso maschi sono ben diversi appunto dalle femmine. Vi faccio vedere un esempio classico. Questo è una Morpho retenor, una delle farfalle più belle, più celebrate dai collezionisti. È anche una farfalla poco comune. Questo è il maschio, che si riconosce da questi colori blu metallici estremamente vistosi, ed è estremamente diverso dalla femmina della stessa specie. Ecco, come vedete, questa è una regola: maschi belli, femmine di solito meno appariscenti. Dico una regola perché anche tra gli uccelli o tra i pesci o rettili abbiamo questa differenza. Qualcuno direbbe no, negli umani non è così. Beh, noi siamo un po' un'eccezione e complichiamo un po' la regola. Comunque diciamo che in natura i maschi sono quelli che più spendono per rendersi vistosi e attirare l'attenzione della femmina. In realtà questo succede anche negli umani, che i maschi sono quelli che più spendono per essere più visibili all'occhio delle femmine. Quindi cerchiamo di capire come mai i maschi sono più belli delle femmine. Beh, ci sono diverse teorie, la più accreditata è quella che dice che i maschi devono dimostrare di essere in salute, di avere vigore e quindi l'unico modo per farlo è sviluppare delle parti del loro corpo che dimostrino appunto salute e forza. Pensiamo a un pavone che ha una coda enorme con la quale fa questa ruota che serve a conquistare le femmine. Ecco, andare in giro, scappare dalle volpi, dai predatori da parte di un pavone maschio non è cosa semplice, quindi avere anche questa palla al piede dimostra un po' alle femmine che l'animale è un animale forte, in grado di portare questa lunga coda ingombrante e magari anche furbo perché riesce a evitare i predatori. Comunque, si è sempre pensato che anche nelle farfalle i maschi sono più belli delle femmine per questo motivo. In realtà, abbastanza recentemente si è visto che spesso i maschi sono belli perché hanno più che altro dei colori vistosi per farsi vedere da altri maschi, perché spesso i maschi delle farfalle diurne sono territoriali, quindi devono manifestare territorialità volando attorno al loro territorio e facendo appunto vedere i colori molto più brillanti e appariscenti. Le femmine invece di solito sono meno vistose anche perché devono essere meno appariscenti all'occhio dei predatori. Voi direte, ma anche il maschio non deve farsi mangiare. Sì, però il maschio può anche permettersi di morire subito dopo un accoppiamento. La femmina dopo l'accoppiamento ha invece un compito molto importante: trovare la giusta pianta nutrice per i suoi bruchi, perché poi ogni specie di farfalla ha la sua pianta nutrice, non è che mangia qualsiasi cosa una specie di farfalla. E quindi la femmina deve volare in giro, cercare la giusta pianta e deporre le uova, e non è che può deporle tutte in un solito in un'unica pianta o in un'unica foglia, perché rischierebbe magari di sovrappopolare quella pianta e se i suoi figli mangiano tutta la pianta poi morirebbero di fame. Insomma, fare la femmina per una farfalla presenta dei problemi diversi da quelli del maschio. Quello che è sicuro è che i maschi di regola sono più belli delle femmine. Qui abbiamo anche un esempio un po' particolare. Questo è un Papilioperanthus dell'Indonesia, maschio e femmina. Questa è una delle specie in cui i maschi sono molto simili alle femmine. Sì, ci sono anche quelle, ci sono farfalle come anche le nostre vanesse o i macaoni, sono farfalle in cui i maschi sono identici alle femmine. In questa specie il maschio è molto simile alla femmina, la colorazione quantomeno, però vediamo qualcosa di diverso. Il maschio sembra più nero della femmina, cioè è scura anche la femmina, ma il maschio di più. Beh, spesso la colorazione scura serve per
enfatizzare i colori. Questo verde, come potete vedere, viene un po' amplificato dal fatto che sia contornato da questo nero molto scuro. In più, se guardiamo bene da vicino, notiamo che sulla pagina superiore delle ali, nell'ala anteriore, ci sono dei peli, cioè sono delle scaglie modificate in peli perché sono scaglie che hanno una funzione sessuale, si chiamano androconi, cioè servono a veicolare il feromone e solamente il maschio ce l'ha. E adesso vi faccio vedere un altro tipo di dimorfismo sessuale. Qui abbiamo un Hipolimnas misippus dell'Africa, maschio, e qui abbiamo la femmina. Guardiamo la differenza. Beh, il maschio ha queste macchie nere, se voi poteste vederlo da dove guardo io, vedreste anche dei bellissimi riflessi blu, solo che si vedono solo se lo guardi da davanti. È una sorta di messaggio colorato unidirezionale, in modo che il maschio lo mostra alla femmina solo quando la sta corteggiando e gli altri non lo vedono. Questo è il maschio e questa è la femmina. La femmina è molto diversa. Quale può essere il significato in questo caso? In realtà la femmina sta imitando un'altra farfalla che è velenosa. Quindi la femmina ha dei colori che più che per farsi riconoscere o farsi bella servono per proteggerla da eventuali predatori. E come? Fingendo di essere una specie velenosa, come questo Danaus chrysippus, una delle farfalle tossiche più note e molto diffuse in Africa e anche in Asia. Anche in questo caso vediamo che la femmina si difende più del maschio, no? Anche prima vedevamo che le femmine sono meno vistose, un po' più mimetiche, anche in questo caso la femmina si difende con un mimetismo di tipo diverso, batesiano, quindi sembrare un animale velenoso, anche se non si è velenosi. Ecco, vi ho parlato delle farfalle diurne, adesso facciamo una veloce, se ci riesco, una parte sulle farfalle notturne, le falene. Anche nelle falene ci sono differenze tra maschi e femmine. Qui vi faccio vedere una specie molto conosciuta nel nostro paese perché è la famosa Saturnia del Pero, la falena più grande d'Europa. Di solito a maggio queste farfalle si possono incontrare attirate dalle luci, sono farfalle molto grandi e spesso mi arrivano delle mail con le foto perché magari pensano che siano scappate dalla casa delle farfalle perché sono farfalle troppo grandi per essere considerate italiane. In realtà fa parte proprio della nostra fauna. La Saturnia piri, appunto Saturnia del Pero, perché il suo bruco mangia le foglie del pero ma anche di altre piante da frutto, è una falena, quindi notturna. Diciamo che non c'è differenza in colorazione, nel senso che voi potreste vedere un po' di differenza tra questi due esemplari, ma solo perché c'è una variabilità all'interno della specie, non riguarda la differenza tra i due sessi. Qui abbiamo però un maschio un po' più piccolo, ecco, questa è abbastanza una regola. I maschi delle falene sono di solito un po' più piccoli, anche nelle farfalle diurne, se vi ricordate, avevamo visto che il maschio è un po' più piccolo della femmina, perché? Beh, la femmina deve deporre le uova e le ha tutte all'interno del suo addome e quindi ha un peso maggiore da portare in volo rispetto al maschio. Pensate, alcune falene possono anche avere più di 20.000 uova all'interno del loro addome, che possono essere piccole, sì, ma così tante rappresentano comunque una zavorra, un peso e quindi per poter volare le femmine hanno bisogno di ali un po' più grandi. Ma in questa specie possiamo vedere anche un'altra differenza che è abbastanza tipica nella famiglia dei Saturni, di quella a cui appartiene questa grande falena europea. Guardate le antenne. In questo maschio potete vedere le antenne sembrano delle piume, mentre nella femmina sono molto meno sviluppate. Perché questa differenza? Il maschio in questa specie trova la femmina anche a lunghe distanze seguendone il profumo, il feromone che viene prodotto dalla femmina. E il profumo, l'odore, viene percepito dalle antenne nelle farfalle, che funziona come il nostro naso. Quindi il maschio di Saturnia piri ha delle antenne molto ramificate per avere una maggiore superficie, quindi avere un senso dell'olfatto più sviluppato per poter trovare appunto una femmina di notte, perché sono notturne, a 10 km di distanza. Pensate che olfatto estremamente sviluppato. Qui un altro esempio è voi direte, ma non è una falena? In realtà sì, è l'Urania, Urania rifeus, una delle farfalle considerate anche questa la più bella del mondo. Ce ne sono tante di farfalle più belle del mondo, l'avrete già capito. Perché è così colorata? Beh, perché è una falena, appartiene a una famiglia di falene, però si è adattata, diciamo, si è evoluta per vivere in un ambiente diurno. Voi direte, allora perché non la chiamiamo
farfalla diurna come le altre, perché la chiamiamo falena? Perché un po' come il delfino. Il delfino vive in mare, ma non lo chiamiamo pesce, rimane un mammifero, quindi rimane legato a un gruppo, appunto, di mammiferi, di animali tipicamente terrestri. Gli uranidi sono notturni, ma questa specie ha appunto sviluppato abitudini diurne, quindi ha questi colori meravigliosi che di notte non servirebbero. Qui vi faccio vedere il maschio più piccolo della femmina. Ecco, questa è l'unica differenza in questa specie perché oltretutto hanno le antenne identiche, quindi in alcuni casi è anche difficile riconoscere il maschio dalla femmina. L'ultimo esempio che vi voglio fare è, però non ho l'animale a farvi vedere perché è molto piccolo, ma vi faccio vedere una foto da questo libro. Questo libro, anzi, faccio vedere anche la copertina. Questo è un libro Farfalle, 4 vite e 1000 storie, un'introduzione alla biologia delle farfalle, scritto da un autore che io stimo tantissimo, ha fatto anche queste bellissime foto. L'autore si chiama Francesco Barbieri, l'abbiamo pubblicato l'anno scorso e lo trovate qua da noi. Qui abbiamo una foto di una falena, una femmina di falena che è senza ali, cioè ha le ali molto ridotte, non si vedono, sembra semplicemente un corpo di farfalla peloso. Infatti l'avevo soprannominata la più brutta del mondo, perché in effetti se la vedete non pensereste mai che si tratta di una farfalla. Beh, ecco, qui è un altro dimorfismo sessuale abbastanza estremo. La femmina senza ali o con le ali veramente ridotte, quindi solo il corpo pieno di uova. Il maschio invece è una falena marroncina, grigiastra, un po' come tutte le altre che vediamo svolazzare attorno ai nostri lampadari d'estate. Ecco, anche qui, che questo è un caso particolare di dimorfismo sessuale. Ecco, è stata una puntata forse un po' lunga, volevo appunto raccontarvi come riconoscere un maschio da una femmina, come vedete non è così scontato, comunque qualche indizio ve l'ho dato. Vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo la prossima volta, ciao dal Muffa con 3F.